Sì, però se mi dà le spalle la gente. Cosa dovevi anche parlare? Non so, vedi tu. No. Non mi stavi prendendo? Sì. Uffa. Allora, cambio di programma. Mhm. Volevamo andare alla Malga di Grazzat, Mm. ma visto che non c'è tanta neve, facciamo il tentativo invece per le crete dal Crons. Vediamo, perché sulla parte nord ci sono dei ghiaioni da attraversare, è un terreno friabile e quindi si sono Valutiamo. se ci sono Valutiamo passo per difficoltà, passo. Torniamo indietro e andiamo alla Malga Grazzat. Va bene. È molto più semplice. No, noi ci proviamo. Sì, Ok, al massimo si torna indietro. andiamo Le ciaspe dove le abbiamo lasciate? in macchina. Seconda volta. You're telling me you know what you need, but when I turn the lights off, it's all so clear. I can't get away, can't run away, I can't get away. You're bringing on the heartache. You're bringing on the heartache. You're bringing on the heartache. Allora adesso stiamo facendo retromarcia perché come vedete lì c'è la neve decisamente ghiacciata e molto pendente e non ce la sentivamo di attraversare perché poi va giù, insomma è abbastanza pericoloso, e quindi adesso torniamo indietro e vediamo se troviamo un altro punto di salita. Allora, giusto per spiegarci, noi abbiamo parcheggiato la macchina a Sella Cereschiatis. Una volta presa la strada bianca abbiamo imboccato il sentiero 453 e lo abbiamo percorso fino a questo punto all'incirca. Lì abbiamo incontrato il ghiaione con neve ghiacciata e una pendenza importante. Con i ramponcini e molta prudenza si poteva anche superare, però avremmo creato una situazione di pericolo per Marta. Non ce la siamo sentita, quindi siamo ritornati indietro. Da lì abbiamo preso la strada bianca, che comunque era bella ghiacciata, quindi anche quella da ramponcini, e poi siamo saliti fino all'agriturismo. Abbiamo preso poi il sentiero 434 fino al cartello pista mountain bike, ricollegate al sentiero CAI, poi siamo rientrati sui nostri passi fino al parcheggio. Ad un'altezza di 1348 metri sorge Malga Glazzato, un vero e proprio agriturismo dove si può sia mangiare che dormire. La Malga, raggiungibile attraverso una semplice passeggiata su strada sterrata, regala, una volta raggiunta, un bellissimo panorama sulla vallata. L'escursione, lunga circa 7 km e con un dislivello di circa 300 metri, non richiede particolare preparazione fisica, ma è bene affrontare la salita con abbigliamento adeguato. Allora, raggiunta Malga Glazzato alta, e è stato faticoso, non tanto perché il percorso sia difficile, assolutamente no, tanto perché noi stiamo ancora subendo il trauma del panettone di quest'anno, veramente una roba, siamo fuori forma completamente, ma ci rimetteremo in forma. Nel frattempo, come sempre, no, lasciamo il sassolino, guardate che bello, Cri, fallo vedere, sii orgogliosa dei lavoretti che fai, brava. Lo lasciamo qua, chi lo trova lo porta su un'altra vetta e lascialo, perché se non lo lasci non lo troverà mai nessuno, come abbiamo fatto con l'altro. Ecco, Ecco, fatta. bene, sei pronta per rientro? Sì. Tutta in discesa, Meno Più male, o meno. più o meno. Alla Malga ci torneremo sicuramente questa primavera per assaggiare i loro buonissimi formaggi e completare il giro d'anello che abbiamo dovuto abbandonare. Ma d'altronde si sa che in montagna a volte capita che per fare anche soli 5 metri, se non in sicurezza, è meglio far marcia indietro e affrontare il percorso in un secondo momento. Con questo è tutto, grazie mille, zaino in spalla e alla prossima!